Eccoci qui al White Angel questa sera in compagnia del nostro primo giurato di questa sera, Massimo Palmese, cantante e showman. Ciao Massimo, buonasera. Ciao Nicola, buonasera a te e a voi tutti di Street News. Forse non tutti si ricordano, ma tu sei stato protagonista di qualche edizione fa di Ciao Darwin. Cosa ricordi di questa esperienza? È stata una bellissima esperienza perché stare a contatto con Bonolis, un grande professionista dello spettacolo, indubbiamente gratificante e puoi sempre imparare tanto. Io allora ero l'intellettuale, quindi ultimamente su Mediaset Extra stanno di nuovo replicando queste puntate che ahimè mi inseguono, mi perseguitano. Però c'è da dire principalmente che tu sei un cantante affermato, showman, comunque nel posto, ti dai da fare, organizzi tante attività, concerti, come citare per esempio l'ultimo che c'è stato il 30 dicembre a Pomigliano, dedicato a un omaggio alla musica napoletana. Cosa ti aspetti da questi giovani talenti del territorio? Secondo te potranno emergere in un futuro? Ci sono possibilità che il loro talento venga coltivato? Guarda, è importante che i ragazzi soprattutto si abituino a fare queste serate, questo tipo di serate, perché a volte il contatto col pubblico, cioè sentire il pubblico vicino, anche una piccola platea, è molto emozionante, perché per i ragazzi da questi piccoli situazioni, questi piccoli che poi possono essere i trampolini di lancio per eventi ancora più grandi, è importante perché sai, caricare solo i video e vivere di like su Facebook, poi l'applauso lo devi sentire, tu devi notare l'espressione del pubblico quando tu ti esibisci, quindi io sono convinto che questa sera potremo assistere a dei ragazzi che sicuramente si impegnano e che potranno diventare dei grandi talenti, perché no? Un saluto caloroso a tutti gli amici di Street News. Ok, un saluto e un abbraccio a tutti i lettori di Street News, è una grande testata e soprattutto, come si dice in gergo giovane, io sono un diversamente giovane, e sempre sul pezzo, quindi in bocca al lupo e un abbraccio a tutta la redazione di Street News e un saluto a tutti i lettori. Grazie mille Massimo.